Rieccoci nell'ultima parte del Sindaco risponde, l'appuntamento del martedì, l'ultimo ovviamente per quanto riguarda in questo speciale che abbiamo fatto dedicata al Sindaco risponde, perché poi ci sono le amministrative e ovviamente non potremo più avere ospiti in questa trasmissione per la Parco Dicio, il Sindaco Sergio Giordani. Allora so che sono arrivati messaggi, so che sono arrivati anche delle telefonate, vediamo cosa mi mandate per primo. Dennis, possiamo andare con i messaggi. Allora andiamo con i messaggi, via. Siamo abitanti di via Bottazzo e via Pollini. State facendo le nuove rotatorie tra via Stoppato e via Manzoni, ma è stato tolto il passaggio pedonale. Non è possibile ripristinarlo? Attraversare in via Cavazzana o in via Facciolati è disagevole per chi deve andare verso Pontecorvo. Noi stiamo appunto stiamo rifacendo completamente la viabilità, le rotonde, anche in maniera molto veloce, per cui non so se sia programmato, mi segno, ma penso di sì, di solito viene accuratamente fatto in questo caso. Bene, andiamo a un altro messaggio, Dennis. Volevo fare i complimenti all'amministrazione per la pulizia in centro storico, non si vedeva da tempo. Grazie da un padovano. Grazie, finalmente. Grazie, mi fa piacere. Andiamo con un altro, i complimenti fanno sempre piacere, ovviamente. Andiamo con un altro messaggio. Buonasera Sindaco, la zona demaniale dell'aeroporto civile, si parlava della scuola dei vigili del fuoco, di un comando della Guardia di Finanza. Si sa nulla di queste iniziative? Grazie, Andrea. È già definito, nel senso che come è andato via l'aeronautica a fine anno, l'area è del demanio, ha concesso di 165.000 metri, ne ha concessi 55.000 al Vigili del Fuoco, in cui sarà fatta una scuola di formazione. Le scuole di formazione in Italia saranno 3, una a Padova, una all'Aquila, una a sud, non mi ricordo dove, ha già finanziato per 20 milioni di euro dal prefetto che risponde come finanziamento per quanto riguarda la scuola. Cioè, è tutto fatto, nel senso, già definito in termini economici. No, ovviamente non abbiamo il controllo della cosa, spetta al Vigili del Fuoco. Bene, abbiamo la tra paesi si fa anche una scuola di volo tra Vigili del Fuoco e di droni, per cui viene fatta una scuola di volo tra ENAC e i Vigili del Fuoco. Ecco, abbiamo il quarto messaggio, ma abbiamo carattere fratta. Dennis, facciamo così, perché se arrivano altri messaggi così li trascrivete. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, sì, Giorgio da Padova. Da che zona di Padova? Da Ponte Rotto. Ponte Rotto, prego. Sì, ieri sera ho avuto un diverbio, sono andato a trovare un mio amico che abita in via Secchi. In via Secchi alla fine la via è a senso unico, alla fine della via c'è una piazzola, io ho parcheggiato in questa piazzola e un condomino mi ha detto che io non posso parcheggiare lì perché fa parte del condominio. Volevo capire se fa parte del condominio oppure se è una zona, diciamo, pubblica. Bisognerebbe vederlo così, non so se può darsi che il sindaco lo sappia rispondere, ma è impegnativa la domanda. Non darei una risposta, non lo so, posso informarmi, posso rispondere ovviamente, ma non lo so. Non ho la mia idea, se non è tracciato il parcheggio, non credo sia, non lo so. Mi informa, adesso devo rispondere. Si informa, la via l'abbiamo scritta. Se là si è detto anche il civico, così siamo. Il civico qual è, scusi? No, è alla fine di via Secchi, adesso io non so il civico, comunque alla fine la via muore lì comunque. Ah, la via muore lì, va bene, perfetto. Grazie. La Jessica sta scrivendo tutto e le risponderanno sicuramente. Andiamo con il quarto messaggio, Dennis, che mancava prima, e poi se ne sono arrivati degli altri. Troppi negozi sfitti in centro e nei quartieri. Si può fare qualcosa per rivitalizzarli? E successivamente, Giorgio, ne leggiamo uno di nuovo allora. Va bene, prego, Sindaco. Negozi in centro penso che sfitti se ne siano pochi, nei quartieri di più. Vi ricordo che c'è una cosa preoccupante, ma più i negozi chiudono, meno sicurezza c'è, per cui noi siamo in tutto perché i negozi siano aperti. L'assessore Bressa ha fatto anche iniziative in questo senso per riaprire i negozi. Purtroppo, per fortuna, non sto mai a giudicare, però insomma c'è l'e-commerce. L'e-commerce vuol dire, senza far pubblicità a nessuno, vuol dire acquisti online, e questo ha cambiato il panorama commerciale, ovviamente.
il che non sono contento assolutamente, perché prima c'era l'accusa in continuazione dei centri commerciali, ma questo aggrava ancora di più tutto quanto l'aspetto commerciale della città. Avere negozi aperti e illuminati vuol dire avere più sicurezza, oltre che il centro molto più facile. In periferia, nei vari quartieri, è ancora più complicato, è vero. Io spero però anche quella logica di cercare di fare la famosa città in 15 minuti, i quartieri in 15 minuti, di riattivare, come aveva fatto il piano di interventi, di riattivare tutti i servizi. Non è facile, dipende un po' da tante cose, però ci stiamo lavorando. Andiamo con un altro messaggio, Dennis. Buonasera signor Sindaco, a quando la sistemazione di via Chioggia dall'imbocco di via Romana al sottopasso? Grazie, saluti. Non lo so, devo dare una risposta, anche questo si scrive, domani subito darò una risposta. Via Chioggia è zona Mandria, credo. Quella, sì, no, però non so quando. Quella famosa zona che ormai abbiamo imparato a memoria con quell'autobus che ci ha fatto impazzire un po' tutti. No, quello è stato risolto. Sì, è stato risolto, ma ci ha fatto impazzire. Sì, ma è stato risolto, devo dire, l'assessore Aragona è stato bravo e l'ha risolto il problema, tutti tranquilli. Allora, ritornando, all'Eroe Malè abbiamo detto che inizieranno i lavori, giusto Sindaco? Fra poco aprirà anche Piazzale Boschetti, una parte di Piazzale Boschetti. A maggio. Quindi per cui siamo poco, a brevissimo. Mancherà sicuramente poco. Senta, per quanto riguarda, ho visto dei rendering sui giornali di una nuova piattaforma per le TAC che verrà fatta a Padova, è in preventivo? Terza 7 sì. È una cosa molto importante. Una piattaforma fatta dall'ospedale, finanziata da fondazione, dalla regione, dall'entità universitaria, è importantissima, ha un costo molto alto, si chiama Tesla 7, ce n'è una in Italia, pochissima in Europa, vuol dire che sarà pronta, non dipende da noi, noi abbiamo solo dato l'autorizzazione per quanto riguarda ovviamente l'edificio. E sono veramente, vi dico, solo il Consiglio Comunale ha votato in maniera omogenea, tutti quanti hanno detto sì, è una cosa importantissima sotto l'aspetto della salute, avveniristica, perché ce ne sono pochissime, e vuol dire fare un ulteriore salto in qualità per quanto riguarda l'azienda ospedaliera. Molto molto soddisfatto e contento, anche perché è un progetto che andava avanti molto nel tempo e finalmente è stato definito tra tutti quanti insieme. Rapidamente, i lavori in corso pediatria? Pediatria sta lavorando, cioè 2 anni, 2 anni e Quando mezzo. vedremo l'opera che inizia a vedersi? No, ho parlato al dottor Dabben, 2 anni e mezzo è pronta e definita. Invece per il nuovo ospedale? No, l'ospedale stiamo nella gara per fare il progetto. Io Quindi penso tutto prosegue senza intoppi? Assolutamente. Domanda assolutamente era obbligatoria. Il dottor Giuseppe Dabben stanno via come un treno, per usare un eufemismo. No, assolutamente non c'è nessun problema. Ecco, questa è una domanda da fare. Questo vuol dire 6-7 anni, 8 anni. Sì, no, ma ho capito l'importante. No, uno pensa domani mattina, assolutamente. Due messaggi, Sindaco, perché siamo quasi in chiusura. Vai Dennis. Salve Sindaco, grazie per le piastre sportive, ma non temete che i vandali le rovinino? Mi auguro che la gente sia, i ragazzi sono responsabili, però non sta succedendo. Via Trieste è in condizione, i ragazzi giocano, non c'è nessun problema. Sono 17 che faremo, tra sistemarle e nuove. E hanno un grosso risultato su tutti gli aspetti. Ho visto che si è cimentato col cricket, che è uno sport che sono riesce bene, insomma. No, bellissimo, non so, ovviamente per scherzare. Sto scherzando. Però è un'area importante che devo dire è stata utilizzata dal MAP, dietro il MAP vuol dire Consorzio Agroalimentare Corso Spagna. Devo dire che è stato bravo il Presidente, è un'area molto grande dietro, non utilizzata. È data in concessione ovviamente provvisoria per quanto riguarda il cricket. Stanno giocando, anche qui a Croce Rossa c'è un bel parco da poter fare, non so se è privata, però serve lo spazio per fare un bel campo, una bella piazza. Questo qui è grande veramente. Sportiva. Andiamo nell'ultimo messaggio, Dennis, non ne sono arrivati gli altri. Sindaco, a che punto siete con l'illuminazione a LED in città? Il movimento delle Arcelle è stata terminata già da un anno. Adesso siamo a Guizza, sono stati investiti 5 milioni di euro,
Guisa, Santa Rita, saremo più o meno al 60%. Questo per noi è molto importante, primo che illuminata bene, vuol dire sicurezza, vuol dire tantissime cose, anche risparmio energetico, specialmente in questo periodo. L'idea è trovare, io mi ero illuso francamente di fare tutto entro questo mandato, illuminare tutto quanto lei. Non siamo riusciti, siamo al 60%, più o meno 60-65%. Stiamo cercando anche risorse, ma anche tramite ERA. Io penso che riusciamo a terminare entro breve, un paio d'anni, in totale necessità. Devo chiudere, anche se vedo Elisabetta col telefono, mi dispiace, non possiamo far passare altre telefonate e messaggi. Ringrazio il Sindaco, grazie a voi. Un in bocca al lupo ovviamente per la campagna elettorale e per la città di Padova, che sicuramente ha visto un cambiamento epocale in questi anni, speriamo si continui così. Grazie Sindaco. Grazie a tutti voi. Io invece consiglio di seguire la nostra programmazione con ai report l'informazione di TV7 Triveneta e vi auguro una buona serata.